dirti uno step importante che tieniti questo per tutta la vita, se soffri di dolori cronici, è di non necessariamente fare tutto. Si può fare anche di meno in qualsiasi ramo ed essere ancora abbastanza. Non vuol dire che se devi finire tutto allora, non sei tu abbastanza. Molte delle persone, la maggior parte dei miei clienti, all'inizio vede il percorso NeuroBalance come una sorta di percorso d'università. Ci sono degli esami, devo fare, se non supero l'esame non riesco a guarire, allora faccio, 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 faccio. Faccio quella meditazione per 10 minuti al giorno e poi nel programma c'è scritto: magari devi anche muoverti." Okay, mi muovo. Magari devi anche fare tapping." Okay, mi faccio il tapping. "Oh, magari devo fare, un'altra tecnica." Okay, magari ipnosi. Faccio quella, faccio tutto, perché pensando che se faccio tutto io ritorno a stare bene. In realtà il criterio numero 1 per dire se stai facendo le cose bene, anche se ne fai solo una, è dire: "Come le sto facendo queste cose? Con l'ansia che mi devo aggiustare o col fatto di dire: "Lo faccio perché devo tranquillizzare il mio corpo, devo calmare il mio corpo, devo dire al mio corpo che sono al sicuro." Questo è la terapia. Costantemente, per quanto possibile, consciamente, consapevolmente dire al tuo corpo che tu sei al sicuro.